Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del Friuli Occidentale in primo piano. Apriamo con la cronaca. Tentato furto nella notte al distributore Conad di Porcia. I malviventi hanno divelto le colonnine del self-service utilizzando una ruspa. Hanno rubato una ruspa in un vicino cantiere e con questa hanno divelto 2 colonnine del self-service al distributore della Conad a Porcia, ma il furto non è andato a buon fine per l'arrivo della polizia che stava pattugliando la zona e ha messo in fuga i ladri. Sul posto, allertato dalla centrale della questura di Pordenone, anche il corpo dei vigili notturni. Il colpo è stato tentato nella notte, attorno alle 3, quando i malviventi hanno letteralmente strappato dal suolo le colonnine dove si effettuano i pagamenti per i rifornimenti usando la pala di una ruspa. Dopodiché hanno caricato le colonnine su un pick-up rubato a San Vito al tagliamento per portarle via. L'intervento dei poliziotti però li ha costretti alla fuga, obbligandoli ad abbandonare il bottino che è stato recuperato dalle forze dell'ordine. I ladri sono scappati a piedi attraverso i campi e, come scoperto in seguito, hanno rubato un'auto al baretto di Porcia facendo perdere le tracce. Nulla è stato rubato, ma i danni sono ingenti. Il direttore della Conad, Stefano Ormentini, questa mattina ha sporto denuncia in questura. Il contenuto delle colonnine che svuotiamo ogni mattina, racconta il direttore, era minimo, poco più di 200 euro, mentre i danni sono nell'ordine dei 40.000 euro. Senza l'intervento della polizia, che ringrazio, avrebbero potuti essere molti di più, conclude. I poliziotti intanto sono al lavoro per ricostruire l'intero accaduto e cercare di risalire agli autori del gesto. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha deciso la posizione di 30 indagati che facevano parte di una banda di droga sgominata dai carabinieri nel 2016. 6 rinvii a giudizio, 2 richieste di rito abbreviato e poi 18 patteggiamenti, 2 giudizi abbreviati e 2 messi alla prova. Sono questi gli sviluppi processuali dell'indagine denominata Alla Croce, condotta nel 2016 dal personale del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone. Martedì 16 febbraio il GIP del Tribunale della Città sul Noncello ha infatti definito la posizione di 30 imputati coinvolti nell'indagine che aveva portato allo smantellamento di una banda, prevalentemente di etnia albanese, specializzata nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti in Friuli Occidentale e nelle vicine province del nord-est. Durante l'attività investigativa i militari dell'Arma avevano eseguito diversi arresti, 8 dei quali in flagranza di reato, e sequestrato 2 pistole mitragliatrici di produzione artigianale, 6 caricatori e 2 silenziatori, oltre a 110 kg di marijuana e 200 g di cocaina. L'impianto accusatorio, costruito dagli investigatori, aveva permesso al procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, di formulare la richiesta di rinvio a giudizio di tutti gli indagati. Per quanto riguarda i patteggiamenti, le pene vanno da 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 740 euro di multa a 1 anno e 8 mesi di reclusione e 8.000 euro di multa. Cambiamo argomento, è partita questa mattina la vaccinazione anti-Covid per le forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia proprio dalla questura di Pordenone. È partita questa mattina alle 8:30 nella questura di Pordenone la vaccinazione anti-Covid riservata alle forze dell'ordine nel Friuli Venezia Giulia. L'ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato ha somministrato il vaccino agli uomini della squadra volante e nei prossimi giorni saranno coinvolti anche gli altri reparti. Alta l'adesione tra il personale della questura che ha toccato l'81%. Sono veramente contento e anche un po' commosso perché, ripeto, spesso e volentieri operatori della polizia stradale piuttosto che delle volanti negli interventi quotidiani non sempre possono rispettare il distanziamento. I primi 2 a essere vaccinati sono stati l'agente più giovane delle nostre volanti, un 24enne, l'agente rifugio arrivato appena un anno fa, e il dirigente delle volanti. L'altro aspetto è che in tutto questo anno di pandemia del comparto volanti nessun operatore si è contagiato, quindi a riprova che hanno saputo preservare se stessi per preservare la collettività. In futuro l'ufficio sanitario affiancherà l'ASFO, dove necessario, nella somministrazione al personale delle altre forze dell'ordine, come vigili del fuoco, prefettura, polizia locale. In prima battuta sarà inoculato il vaccino AstraZeneca, riservato agli under 55, ma in futuro sarà interessato anche il personale meno giovane, probabilmente con il vaccino di Moderna. Sono stati forniti i vaccini AstraZeneca, sicuramente efficaci, riservati ad una fascia ricompresa tra i 18 e i 55 anni, solo 50 al giorno dalle 9 alle 19 fino a venerdì, poi calendarizzeremo anche altre eventuali somministrazioni. Resta alta l'attenzione per le varianti del Covid-19 che si stanno diffondendo in tutta Italia. Per l'infettivologo Massimo Crappis i numeri sono maggiori ma non aumentano i casi più gravi. Allerta sì, allarme no.
Questo è il giudizio dell'infettivologo Massimo Crapis sulle varianti del Covid che stanno circolando. Secondo il medico hanno certamente contribuito a far aumentare i contagi, ma non ad aggravare i casi. Si fa un gran parlare di varianti in questo periodo, in realtà probabilmente anche un po' troppo, nel senso che si sa che i virus mutano e che quindi possono avere delle variazioni. 3 sono le grandi varianti che sono state identificate, quella inglese, quella brasiliana, quella sudafricana. Per fortuna in questo momento non ci sono evidenze che i vaccini non vadano a coprire anche questa variante. I vaccini vanno a codificare per quella proteina S proprio. Ovviamente la proteina S, diciamo, in questi casi ha delle variazioni molto piccole che al momento non vanno ad inficiare l'efficacia del vaccino, per fortuna. Quindi diciamo attenzione sicuramente, allerta sicuramente, ma non diciamo preoccupazione eccessiva. Fari puntati anche sulle fasce d'età più giovani. Probabilmente abbiamo fatto meno diagnosi nei bambini e nei giovani perché molto più paucisintomatiche. Adesso abbiamo fatto più diagnosi anche perché abbiamo avuto più numeri, cioè questa variante ha fatto sì che ci siano più contagi e quindi più contagi vuol dire anche più diagnosi, però comunque non sono aumentati i casi gravi. Crapis fa chiarezza anche sull'efficacia del vaccino AstraZeneca. Che ha un'efficacia da studio di 62%, in realtà in vivo si è visto che l'efficacia è anche più alta, arriva addirittura all'86% dopo la seconda dose, quindi in realtà tutta questa insicurezza nei confronti di questa tipologia di vaccino non è giustificata. Ancora in ambito di malattie infettive, nel 2020 nel Friuli Occidentale il consumo di antibiotici in corsia e sul territorio è calato del 20%, riducendo così la possibilità che i batteri sviluppino una resistenza a questo tipo di farmaci. Non solo Covid-19, la struttura malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, i cui risultati sono stati presentati nella sede centrale dell'ASFO, è strategica non solamente nella lotta al coronavirus, battaglia che ha visto 0 contagi tra gli operatori sanitari negli ultimi 15 giorni e la riduzione dei 2/3 della pressione sui reparti, ma è stata centrale anche nell'uso appropriato degli antibiotici. La gestione dal 2016 di questi particolari farmaci da parte dell'unità operativa guidata dall'infettivologo Massimo Crapis ha portato lo scorso anno a una riduzione del 26% del loro uso in corsia e sul territorio. Una gestione quindi ottimizzata, il grande apporto multiprofessionale con i microbiologi, i clinici, con la farmacia per cercare di prescrivere al meglio gli antibiotici. Se si abusa possono provocare poi delle grandi resistenze che possono dare dei grandi quadri di difficoltà nel gestire i pazienti. La struttura diretta dal dottor Crapis sta giocando un ruolo importante proprio nella gestione e nel controllo di tutte le infezioni correlate all'assistenza, con un utilizzo molto attento degli antibiotici che ci ha visto essere un'azienda molto performante anche rispetto alle altre. Il contraltare è anche una ricaduta positiva in termini di efficienza economica. Una struttura molto particolare dal momento che non ha posti letto. Se per qualcuno tale caratteristica è un handicap, in realtà si è dimostrata essere un punto di forza. È una struttura innovativa, sì, è un reparto di malattie infettive senza letti ma collocato nella direzione sanitaria ospedaliera che si concentra sul grande scambio multiprofessionale con i clinici, con i farmacisti, con i microbiologi e soprattutto anche sul territorio. E i numeri di oggi sul fronte coronavirus, a fronte dei 7.563 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 252 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,33%. Sono inoltre 2.309 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 81 casi, 3,5%. I decessi registrati oggi sono 7, di cui 1 nel Pordenonese. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 59, così come si riducono quelli in altri reparti a 384, numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. Parliamo ora di politica. Oggi al Senato, dopo il discorso di Mario Draghi, ha preso la parola anche il senatore pordenonese Franco Dal Mas. Sentiamo che cosa ha detto. Dopo le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio Mario Draghi, a prendere la parola in aula è stato anche l'esponente friulano di Forza Italia, Franco Dal Mas, che ha definito quello nascente come il governo della migliore politica. Un governo che ha una grande maggioranza, ma che è espressione della parte più nobile della politica. E dico questo perché magari qualcuno vorrebbe tacciare queste soluzioni come ipotesi di trasformismo, ma il trasformismo nella storia d'Italia
e buono e cattivo. E il trasformismo buono è stato quello che ha portato all'unità d'Italia. E poi vogliamo andare ancora più avanti, a Togliatti, a De Gasperi, agli anni 70, agli anni del terrorismo, agli anni difficili in cui questo Paese, nonostante le divisioni ideologiche, riuscì a produrre leggi importanti: divorzio, aborto, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, universale. Per Dal Mas ora vanno realizzate riforme che il Paese attende da decenni, tra le quali quella della giustizia, il cui malfunzionamento costa all'Italia 2,5 punti di PIL all'anno. Questo governo deve risolvere il problema delle vaccinazioni, deve far atterrare, mi consenta l'espressione impropria, il recovery plan, e deve fare delle riforme, deve accompagnare tutto questo con delle riforme. E adesso una bella storia con protagonisti i bambini. I bambini in aiuto ai bambini, con i loro pensieri buoni, i loro disegni, l'andrà tutto bene. I primi sono quelli dell'area giovani del CRO, in lotta con malattie tremende, i secondi, quelli delle scuole del territorio, che hanno dedicato un po' del loro tempo. A fare da collante l'associazione Rincorri la Vita ODV, che ha raccolto i pensieri dei piccoli per offrirli alle persone attraverso un grande distributore di speranza al centro commerciale Gran Fiume di Fiume Veneto. Grazie a un gioco, perché si tratta di mettere €1 all'interno di questo distributore e tutti noi possiamo ricevere la nostra pallina di speranza da portare a casa e da appendere sul frigo e ricordarci che stare vicino a chi soffre è importante. Noi in questi anni abbiamo raccolto circa €90.000 che abbiamo devoluto all'area giovani del CRO. E quando un bambino si ammala, insieme al bambino si ammala anche la sua famiglia, si ammalano i suoi amici, metaforicamente. Immediato il sostegno del centro commerciale. Abbiamo già sostenuto altri loro nobili progetti e questo è un ennesimo coronamento di un ottimo rapporto che viene stabilito col territorio e in questa fattispecie appunto con loro. La gente ha apprezzato l'iniziativa partita oggi ma che andrà avanti per diversi mesi. Proprio perché per i bambini mi sono sentita di farlo, anche poi €1, un caffè che non si può prendere in questi giorni, almeno è servito a qualcosa. I soldi raccolti avranno un nobile fine. Il nostro obiettivo questa volta è di riuscire a dedicare una borsa di studio a nome di Heidi e Erika, che sono delle due nostre amiche che purtroppo non ce l'hanno fatta, ma sarebbero orgogliose di tutto il nostro impegno come lo sono sempre state. È tutto per questa sera. Dopo di noi Elettroshock, condotto da Alessandra Salvatori, ospita in studio anche il vice governatore Riccardo Riccardi per fare il punto su quello che la Regione sta mettendo in piedi sul fronte Covid. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.